dal tosto. Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. She was the daughter of a wealthy Florentine Hogan. Freedom and weep was her adjustable slogan. She was a debutante, Daisy with a color note organ. Deep in the street, she drove a 50. Buonasera, a voi la linea. Sì, grazie Natalia, ciao, ben trovata, finalmente faccio la tua conoscenza. Buonasera a tutti, sono l'Orso Pippo, vi ricordate di me? Sono diventato il neopresidente di un altro comitato per il sì! E allora, cara Natalia, per favore, manda pure lo spot, dai! Sì! Ciao bambini, sono l'Orso Pippo, il vostro grande amico, sì! Nella vita tante volte capita di sentirsi di no, però voi dovete dire a mamma e a papà che il 22 e il 23 marzo voi dovete dire un grande sì! Perché se si dice di sì, tutti stiamo meglio e siamo più contenti. Quindi mi raccomando, dite tutti sì! E quelli che vi dicono che vi puzzano i piedi se votate sì, che fate schifo, che papà è cornuto e mamma è una mignotta, noi gli volevo bene lo stesso sì! Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, allora io adesso cedo insomma la linea a Lorenzo Viviani. Dai Lore, conduci te che io mi sono rotto l'ico. Ciao, ciao bambini! E ciao a te, l'Orso Pippo, che ci è venuto a trovare, anche sì. oggi, ma una voce un po' familiare, mi ricordava qualcuno. Comunque, ben trovati, ben ritornati ai radioascoltatori di Radio Libertà per questo supplizio del venerdì che è Chilometro Zoom. Avete appena ascoltato, a parte il nostro orso abruzzese, ma avete sentito Florentine Hogan di Frank Zappa. Fra parentesi, mi sembrava di averlo capito. Sei un buon gusto, Antonino, perché di aver trovato anche la versione dal vivo, un pezzone che dà il via alle danze, alla nostra trasmissione. Io sono Lorenzo Viviani, mentre dall'altra parte dell'etere ci separano chilometri di onde radiofoniche, c'è lui o non è lui, l'immenso l'immenso Antonino Danna. Sì! Amiche e amici miei, che ignobile farsa, veramente. Sembra veramente
è di un trash, ma oggi il trash sarà di casa, Sì, sarà di casa sì, perché sì. avremo anche lo chef e vi diremo il menù di San Valentino proprio per cadere Sì, nelle sì, cose più pucci, 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 scontate, pucci e sì, morre. cuoricini, cuoricini, cuoricini. Sì, sì, sarà una puntata ad alto tasso diabetico perché parleremo di Diabetica, sì. piccini picciù, da Zanzarina 82 a Cagnolino 79, amore mi manchi, non riesco a non pensarti. Faremo anche le dediche audio, so che c'è Sì, qualcuno tra certo. voi che manda già delle dediche, ma io non dirò chi è, però... Sì, tipo altre sì, sì, radio, sì. queste cose qua. No, no, sappi che io ho Foto che scoperto arrivano. c'è un'ascoltatrice che si è innamorata di me. Io non posso dire chi Davvero? è, però sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Spettacolo. E vabbè, però tu hai una voce È il rispetto a me nostro che non piccolo sono, segreto. io non sono radiofonico, invece tu hai questa voce che secondo me è intrigante, perché queste voci calde, sì, queste Mm. voci Sì, queste voci un po' così, no? Ci così, siamo no, capiti. così sembra da film porno, sinceramente. Vabbè, ora, sai che Pino Insegno ha fatto il doppiatore di film porno all'inizio della sua No, carriera? Ebbene sì, no. ebbene sì. Comunque devo dire la verità, qua lo Mm. dico e mi spiace per Pino Eh. Insegno, che mi piace anche, devo dire la verità, come doppiatore naturalmente bravissimo, però Indiana Jones e il primo Indiana Jones, come si chiama, perdonami? I Predatori dell'Arca? I Predatori dell'Arca, sì. Ok, sì, devo dire la verità, ridoppiato da Pino Insegno, non m'ha convinto. Lo sai che non mi ha convinto? Che Non ci mi ha posso fare? convinto, non mi ha convinto, non mi ha convinto. Con la solita voce di Harrison Ford, che mi piaceva negli altri Indiana Jones, il Tempio Maledetto, l'ultima crociata, quando sento questa cosa qua mi viene proprio, così, mi viene che non riesco a guardarlo, non so come mai, l'abitudine. Sono cose che capitano, Lorenzo, d'altronde. Eh, Se per questo anche io in effetti trovo un po' differente il ridoppiaggio che è stato fatto della saga del Padrino. Qua ovviamente ho tutto il cofanetto con i DVD, cioè io preferivo la voce originale di Gaipa che diceva buonasera, tu buonasera. non mi hai mai chiesto amicizia, non mi hai mai detto Padrino aiutami e poi vieni qui e pretendi giustizia. Ma che ti ho fatto io? Buonasera. Quindi, vabbè, siamo esauriti, non ci fate caso. Comunque, amiche e amici miei, 17:42 minuti, vai Anto con la sì, tua trafila, che se me non è ecco, i venerdì, riti vai, di introduzione, come a messa, vai, veramente, vai, manca vai, solo vai. questo. Se me non è chilometro zoom, se me non Beh, è zoom. amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1133 di oggi, venerdì 13 febbraio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente, il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molta altra bella roba ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o WhatsApp, oppure 029294 7222 se volete telefonare. Il telefono è aperto da adesso. Domani è San Valentino, appunto, la festa di ogni cretino. Se credi di essere amato sarai presto fregato, si diceva in anni non Bene che... sospetti. Da te non si diceva, ma che scuola hai No, fatto tu veramente? Ma ma da io dove sì. vieni, Ma da cavolo? dove vieni? Ma Parlano la dove mia vieni? stessa lingua nel tuo paese, veramente. Qua mi pare la scena quella di coso, di Samuel Jackson con il tizio all'inizio di Pulp Fiction. Cosa? Dì ancora un'altra volta cosa, figlio di buona donna, ti sfido, ti sfido! Te oggi, non so, hai fatto uso di stupefacenti, sei carico No, a perché molla, se io mi drogassi tornerei normale, quindi Ah, no. Lo sai che io non mi drogo proprio per essere così effervescente e naturale. effervescente. Un'altra persona che invece, così la raccontiamo un po' anche Eh. dei nostri pezzi, che hanno anche un senso, era talmente strampalato Zappa che sembrerebbe che i suoi pezzi naturalmente nascessero anche sotto effetto di stupefacenti, invece era una persona che comunque aveva fatto tutte delle crociate contro la droga, era
un consumatore compulsivo di nicotina, fumava tantissimo, cosa che l'ha portato anche alla sua morte prematura, ma era completamente contrario all'uso della droga, che naturalmente in quegli anni gli artisti ne facevano in largo uso, tanti anche adesso, però pensati il periodo storico, culturale, insomma, dove era negli Stati Uniti, cosa voleva dire. E invece lui era uno che, insomma, gli bastava la sua pazzia, e ci piace anche per questo. Detto questo, torniamo un attimo normali, perché sono le 17:45 minuti, e continua le follower di Antonino. Antonino, sai, veramente cuoricini per Antonino, vincerai te. Meno male che non facciamo più la sfida contest. sì, il cravatta, perché alla fine dei conti oggi mi avresti battuto, perché hai delle follower che ti stanno bombardando di messaggi per San Valentino, una cosa tremenda. Antonino, una cosa, è un fascino nascosto, Scusate, no? Non ma neanche a troppo questo nascosto, punto, diciamo. a questo punto io devo citare l'immenso Franco Franchi con un pezzo del 1972. Sono l'ultimo dei belli, cosa ci posso far? Ho morbidi capelli, il labbro sensual. Natalia, sei svenuta? Natalia, Purtroppo non no. lo so, il Natalia venerdì si è appena è venerdì anche per licenziata, lei. il programma è autogestito. È scappata Tra poco direttamente, arriva vedi che Giovanni e ci sta prende a calci in correndo per culo via tutte e due, ho Bellerio, l'impressione. allontanandosi velocemente. Eh. No, detto questo, sono le 17:46 minuti e cominciamo a parlare un po' di agricoltura, Sì, un po' di rassegna stampa. Vi do un esatto. aggiornamento, perché la scorsa settimana, adesso caldiamo, purtroppo passiamo dalla nota scanzonata, simpatica, perdonateci, anche la nostra palpebra di sfogo il venerdì, spero che lo sia anche per voi questa trasmissione, ma andiamo un po' a parlare di cose serie, perché purtroppo vi devo dare una brutta notizia, come se te a volte che porti notizie dal mondo non tanto Ecco. simpatiche, io ve la porto sempre dall'Italia, perché proprio la scorsa settimana parlavamo di un affondamento di un peschereccio, abbiamo intervistato Alessandro Cappelli Sì, in quello di Santa Margherita, questa imbarcazione, ve lo ricordate, l'acquario che era, diciamo, appena varata, con dei problemi legati al fasciame, che ormai, diciamo, insomma, era quello che era, una barca vecchia, è andata in mare, insomma, ha avuto dei problemi, e nell'andare a fondo è morto, è rimasto, diciamo, nell'imbarcazione il comandante, fra parentesi una persona di origine tunisina, ma che si era, diciamo, un esempio di quello che può essere l'integrazione, perché era diventato più lui di Santa Margherita di tanti liguri, quindi insomma sì. aveva costruito il suo futuro, e aveva costruito il suo futuro su quell'imbarcazione lì. Purtroppo ci arriva un'altra notizia dalla marineria, e io voglio fa prendermi questi 3 minuti, Antonino, per dire che io Ci già in mancherebbe, fai Parlamento avevo pure. portato già anni fa questa tematica di questa marineria italiana, che una volta era la più rinomata, la più avveniristica, i migliori a livello mediterraneo, e ci ritroviamo adesso a rincorrere gli altri paesi, ma soprattutto con la marineria vecchia, stanca, vecchia d'età, vecchia nelle sue imbarcazioni, vecchia nel fasciame, vecchia nelle ossa delle imbarcazioni, vecchia nel fasciame, perché sono imbarcazioni principalmente di legno. E quindi purtroppo dobbiamo piangere ancora 2 vittime in quel di Arbatax, quindi stiamo parlando del lato orientale della Sardegna, e proprio l'11 febbraio è andato a fondo un peschereccio, il motopeschereccio Luigino, a bordo c'erano 3 persone in equipaggio, una persona è riuscita a salvarsi, mentre le altre 2 persone purtroppo non ce l'hanno fatta, sono state ritrovate, dapprima disperse, e poi purtroppo sono state ritrovate. E questo senza andare poi a giudicare quello che è successo, c'era anche brutto tempo, però è lo stato delle cose, di incidenti che fino a poco tempo fa sembravano lontani, succedevano veramente. Antonino, non è un mestiere semplice, è un mestiere che ha i suoi rischi. Per chi va per mare e ha coscienza di andare per mare sa che il rischio zero non c'è mai, come non esiste da nessuna parte il rischio zero, però in mare devi stare attento un po' di più, perché insomma sei sempre alle intemperie, non sai quello che succede, l'emergenza che si può creare davanti. Però adesso veramente è una sequenza innumerevole di incidenti che sono il segnale
di un settore sempre più disperato, stanco, senza innovazione, senza ammodernamento, è una flotta sempre più vecchia e sempre più, diciamo, inadatta a quello che succede in mare, alle mareggiate, ai repentini cambi di tempo che avvengono, insomma, è una tragedia che purtroppo, ora non voglio fare la Cassandra al tempo, le parole purtroppo che avevo detto si stanno avverando, che dissi col tempo, perché sono barche vecchie con una marinera vecchia e dove non investi, perché, e questo ti lascio con questa sensazione, abbiamo voluto contrastare la pesca, contrastare lo sforzo di pesca, evitando gli investimenti invece di fare altre cose. Quindi praticamente abbiamo evitato a un settore, invece di progredire nella giusta direzione, gli abbiamo interrotto lo sviluppo, e quindi le imprese sono diventate sempre più, come dicevo, vecchie, e se tu non investi in un'altra imbarcazione è naturale che poi succedano queste cose. E queste cose vuol dire rimetterci la pelle, perché quando un'imbarcazione non è sicura e sei in mare, questo è quello che succede. Mi spiace Allora, aver interrotto questo momento di goliardico, però stavo rileggendo le notizie e a me mi ha ricolpito questo dramma, perché quando sento dei colleghi che fanno il mio stesso mestiere, diverso dal mio, perché io sono un pescatore di acciughe nella mia prima vita, e invece questa è un'imbarcazione a strascico, però mi tocca sempre nell'anima. Quindi volevo... E poi sono notizie, perdonami, che mi piace farle arrivare ai nostri ascoltatori, pochi o tanti che siano, ma che si collegano con Radio Libertà, perché guardate, sono notizie che non arrivano mai. Invece sono incidenti sul lavoro che ci devono far riflettere. allora, io recupero pure la serietà e mi accodo a quello che tu stai dicendo, perché oggi tra l'altro è la giornata mondiale della radio, e mi piace pensare che in questa giornata noi ci ritroviamo non soltanto, diciamo così, per i nostri frizzi, lazzi e supercazzole, ma ci ritroviamo soprattutto perché siamo, come potremmo dire, siamo una famiglia, perché la radio alla fine crea una famiglia. E allora, a maggior ragione, se mi posso permettere, mi è tornata in mente, questa la citava sempre, come si dice, la citava sempre Mario Marenco l'altra domenica, e la citava, diciamo così, un po' per celia. In realtà questa poesia è un vecchio inno della Marina Militare tedesca, e allora mi permetto di leggervelo, perché alla fine questo vale per tutti i marinai che cadono in mare, per tutti i marinai che alla fine al mare si congiungono. Sulla tomba d'un marinaio non fioriscono rose, sulla tomba d'un marinaio non sboccia nessun fiorellino. Il nostro unico gioiello sono i bianchi gabbiani e le calde lacrime piante da una ragazzina. Il nostro unico gioiello sono i bianchi gabbiani e le calde lacrime piante da una ragazzina. Non ho altro da aggiungere. Io ti ringrazio Antonino, ti ringrazio perché Prego. almeno, guarda, abbiamo dato anche, diciamo, un nostro tributo e diciamo anche un senso, diciamo, di vicinanza alla marineria di Arbatax, che saluto, gli sono vicino in questo momento, anche perché è una delle marinerie che ho visitato nel mio lungo pellegrinare nelle marinerie italiane, tra parentesi Arbatax, Tortolì, posti meravigliosi, insomma, che consiglio di visitare anche proprio per il senso culturale e anche delle tradizioni della marineria. Ad esempio lì c'è un allevamento ittico meraviglioso dove fanno ostriche, muscoli, dove addirittura, non so, forse hanno fatto anche un collegamento di Radio Libertà, perché l'ho visitato parecchie volte, dove ad Sì. esempio l'allevamento avviene proprio con la risalita dei pesci naturale che avviene quando cercano l'acqua dolce, quindi questa laguna vicino al mare, insomma un posto che ha da raccontare tantissimo. E purtroppo questo frangente invece ci racconta questa tragedia. Sono le 17:54 minuti. Nella seconda parte, come vi abbiamo detto, vi parleremo invece, sarà un po' più soft perché parleremo insomma delle ricette, avremo Circello che vi darà 2 o 3 consigli insomma su cosa
mangiare a San Valentino. Non so se c'ho un piatto di San Valentino, anche perché secondo me sarà qualche piatto afrodisiaco, Antonino, e non conviene in questo momento, mi sembri già troppo eccitato, quindi No, io me li non prendo prendere per calmarmi, quindi Ecco, no. bravo. Però prima di andare in pubblicità, magari 2 notizie al volo, perché c'è una rassegna stampa anche abbastanza interessante che bacchetta la von der Leyen sulla parte agricola. Quindi ti lascio la parola e proprio prima di arrivare in pubblicità 2 commenti alle notizie agricole della settimana. Sì, appunto, andiamo direttamente sull'Identità quotidiano dell'edizione del 12 febbraio. UE, la Corte dei Conti boccia la PAC di Ursula, agricoltori avevamo ragione, ora passo indietro, la Commissione europea non ha ascoltato per mesi la voce dei produttori. Agricoltori europei contro presidente della Commissione von der Leyen, ci risiamo, ancora una volta oggetto del contendere è la visione della politica agricola comune, una visione, quella di Ursula, fortemente criticata dalle associazioni del settore primario, che adesso tornano nuovamente alla carica dopo l'analisi della Corte dei Conti europea, che ha sollevato alcuni appunti sulla proposta di PAC 2028-34, in particolare sulle modalità di programmazione e approvazione e sull'architettura giuridica. Riflessione, quella dei revisori di Lussemburgo, che ha portato a un intenso dibattito mediatico in Italia, dove le categorie agricole hanno detto la loro sulla PAC della von der Leyen, criticandola sotto numerosi punti di vista politici e tecnici. I rilievi della Corte dei Conti UE, ha sottolineato ad esempio Coldiretti, sull'attuale architettura della PAC confermano le perplessità manifestate da Coldiretti sulle criticità della proposta della Commissione UE, che rischia di snaturare la politica agricola comune, complicare le regole per l'accesso ai fondi delle imprese, andare in direzione opposta alle esigenze di semplificazione, far venir meno quell'eccezionalismo agricolo che ha garantito la crescita della produzione agroalimentare europea. Inoltre, le risorse destinate alla PAC verrebbero per la prima volta inserite in un fondo unico europeo, aggiunge il presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso, una scelta che rischia di generare minore trasparenza, lacune nella gestione finanziaria, ritardi nelle procedure di pagamento. Si tratta di una semplificazione solo apparente che potrebbe produrre effetti opposti rispetto agli obiettivi dichiarati dalla Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Una decisione che Confeuro ha sempre criticato con fermezza, in linea con le preoccupazioni espresse da larga parte del mondo agricolo europeo. È auspicabile dunque, conclude Tiso, che Consiglio e Parlamento europeo ascoltino il monito della Corte dei Conti UE e riconsiderino questa impostazione mantenendo la PAC in un fondo agricolo e in un fondo specifico e settoriale. Invece il presidente nazionale di CIA, Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, pur non essendo vincolante, il parere della Corte rafforza in modo inequivocabile ciò che denunciamo da tempo e abbiamo portato anche in piazza nelle manifestazioni di Bruxelles e Strasburgo. Tagliare le risorse all'agricoltura, farle confluire in un fondo unico, significa svuotare la PAC del suo carattere comune e aprire la strada a una pericolosa normalizzazione. Queste invece le parole del presidente di Fedagripesca, Confcooperative Raffaele Drei. La Commissione europea non ha ascoltato per mesi la voce dei produttori, delle filiere agricole e di molti Stati membri e adesso incassa una ferma critica anche dalla Corte dei Conti, che ribadisce le criticità già espresse dalla cooperazione agricola e da tutto il mondo agricolo all'indomani della presentazione della proposta del nuovo impianto finanziario. Ci auguriamo che questo contribuisca a rivedere in modo sostanziale la proposta e aprire una stagione di maggiore interlocuzione con le rappresentanze nel rispetto dei ruoli di democrazia reale. Infine, il presidente Copagri, Tommaso Battista, il parere della Corte dei Conti europea non fa altro che confermare quanto andiamo dicendo da tempo, cioè che l'attuale impostazione della PAC post 2027 mostra più di qualche stortura sulla quale bisogna intervenire con la massima urgenza per scongiurare il rischio di incidere sulla redditività dei produttori agricoli, così come sulla sostenibilità ambientale e sociale di un comparto che apporta un contributo insostituibile in termini di tutela e presidio del territorio. Vai pure Lorenzo, che poi alle 18... Sì, ma insomma, adesso lasciamo la parola al nostro direttore, ma la cosa bella è che in tutto questo, negli anni, praticamente la Comunità Europea, in questo caso la von der Leyen, si riesce a prendere degli schiaffoni dalle associazioni di categoria che sono di sinistra o di destra, cioè
è un coro unanime di bocciatura alla politica agricola europea. Quindi, insomma, qualche riflessione la farei fossi in lei, perché non c'è nessuno che ne salva un pezzetto. Detto questo, sono le 18 e lasciamo la parola a Giovanni Salusti, il nostro direttore responsabile, per Liberamente, e noi ci sentiamo dopo. Avete ascoltato Chilometro Zero.